È mancato Paolo Saviane, senatore bellunese della Lega. 59 anni, lascia la compagna, 2 figlie e una nipotina appena nata. A dare l'annuncio è stato Massimiliano Romeo, presidente del gruppo della Lega al Senato, seguito dalle parole del segretario federale Matteo Salvini, che anche attraverso i social ha definito Saviane come un bellunese concreto e combattente, uomo sincero e onesto, sempre disponibile con tutti e mai cattivo con nessuno, neanche con gli avversari. Dalle sue stesse montagne il ricordo di chi ne aveva condiviso le esperienze. Ma ci sarebbero tante cose da dire per ricordare l'amico Paolo, un amico con la maiuscola prima di tutto. Io sono sconvolto dalla notizia che è appena giunta e eravamo così da una settimana in apprensione per le condizioni sue di salute e purtroppo è appena arrivata la notizia tragica. Le sue condizioni di salute erano note e preoccupavano chi lo conosceva, ma anche nelle parole del presidente del Veneto c'è comunque il senso della notizia inattesa. Se n'è andata una persona per bene che aveva fatto della buona educazione e del rispetto per gli altri una costante di vita, ha detto Luca Zaia, un grande interprete dei territori montani e delle loro necessità e peculiarità, uno che ne portava avanti le istanze con il cuore. Lo stesso dolore espresso da Alberto Stefani, commissario della Lega in Veneto, che ha parlato di una persona eccezionale e di un amico prima di tutto. Lui amava anche il suo lavoro naturalmente, però era appassionato della politica e appassionato del partito. Lo stupore pervade anche chi non ne condivideva il percorso politico, come il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, per il quale il territorio perde un politico attento, un uomo appassionato, ricordandone l'impegno da presidente del comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti, mentre il cordoglio viene espresso anche da tutta la comunità del Partito Democratico bellunese tramite la segretaria provinciale Monica Lotto e il deputato Roger De Menec. Attorno alla famiglia Saviani si stringe anche il mondo industriale attraverso le parole della presidente Lorraine Berton, il cui pensiero va ai familiari e ai suoi collaboratori.